Bomba dell'ultimo minuto. Il Napoli ha messo gli occhi su un difensore che sta battendo record e attirando l'attenzione di tutta Europa. Sotto la guida di Antonio Conte, il club sta cercando di rafforzare la difesa con un giocatore che combina gioventù, tecnica e capacità difensive impressionanti. Restate con me fino alla fine per scoprire chi è il giocatore che potrebbe essere il prossimo grande acquisto del Napoli. Prima, però, sappiate, lasciate il vostro like. Iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdere nessuna notizia sul nostro amato Napoli. E ora veniamo al sodo. Secondo quanto riportato da Area Napoli, il Napoli sarebbe interessato a ingaggiare Sam Boukema, 25enne centrale olandese che attualmente milita nel Bologna. Boukema si è distinto per la solidità difensiva, l'ottimo posizionamento e l'abilità nell'area. La sua capacità di anticipare e leggere il gioco lo rende uno dei difensori più affidabili della Serie A in questa stagione. Antonio Conte, noto per apprezzare una difesa solida e ben strutturata, vede in Boukema il profilo ideale per rafforzare il settore difensivo del Napoli. L'esperienza dell'olandese nel campionato italiano e il suo rapido adattamento allo stile di gioco del paese sono punti a suo favore. Inoltre, la sua età suggerisce un potenziale di crescita che potrà essere sfruttato nei prossimi anni. La trattativa è ancora in fase preliminare, ma la dirigenza del Napoli è decisa a investire in rinforzi che possano alzare il livello competitivo della squadra. L'eventuale arrivo di Boukema sarebbe un passo significativo in questa direzione, fornendo a Conte un giocatore chiave per implementare efficacemente il suo schema tattico. E ora vogliamo sapere cosa ne pensate voi. Pensate che Sam Boukema sarebbe un buon acquisto per il Napoli? Come vedete la strategia di Antonio Conte di rinforzare la difesa con i migliori giocatori della Serie A? Lascia il tuo commento qui sotto e partecipa a questa discussione che promette di movimentare il calciomercato nei prossimi giorni.